discorso, Prima frase. Question number one. È una frase tipica di questa lingua. A typical question of this language is Frase che si svolge tra madre e figlio. and this volges with the mother and the sons. La frase è la seguente. It is the same. Piero, per favore. No, sì, lo so. Questo qui lo so. Non è che la deve sapere, non è un quiz. Faccio una frase a caso, lei la traduce. Professore, qui per questo. Ha capito? Non è un quiz, su. Ripeto. Repeat. Piero, per favore, mi aiuti a preparare la tavola? Certo, mamma, volentieri. Prego, professore, discosti. Sono al gabinetto. Mia, 2 ore che ti chiama uscire dal gabinetto. Mamma, porca miseria, già sono stitico di mio. Poi tu ti metti a gridare le cose forti, io già non mi concentro. Però avanti, esce subito di là perché calcio la sfondo la porta. Mamma, porca miseria, ma perché non ti chiami abito? No, quando chiamate voglia a te, hai capito? Oh, mamma, sempre io. Professore, se potesse attenersi al testo, Grazie. Thank you. Thank you. Seconda frase. Question number two. Una frase che capita spesso di sentir dire, di dover dire. Yes. La frase si sente in mezzo al traffico. In the traffic. Nei parcheggi. In the parking. Sui marciapiedi. On the marciapies. Ma va là, va là, va là! Let's go, let's go, let's go! La frase è la seguente. Scusi, può spostare la sua auto che ostruisce il passaggio? Mi perdoni, provvedo immediatamente. Professore, bello circonciso, grazie. Questa merda di auto che mi sficia la strada, io non devo uscire. Non ce la faccio più, ogni volta che esco con l'ufficiale 6 mesi, mi trovo questo qui che mi costa. Adesso prendo il click e gliela ammacco tutta, quanto è vero che non so chi. Allora, esce, oh, che bordello sta facendo? Sono qui al terzo piano, ma dovete fare questo, non lo so, ma dove abita, nel giurato. L'educazione non lo so, dove sta da casa. Ho capito, ma io devo uscire e sarò bloccato dall'automobile che mi uscisce il passaggio. A me non me ne frega niente, se lo va a cercare porta a porta e se lo trova non è che si mette a disturbare l'intero quartiere. No, ma scusassele, ma perché ne sa qualcosa di questa macchina? No, io della macchina non ne so niente, non ne voglio sapere niente. Oh, che bordello sta succedendo, la macchina è mia. È 2 ore che sto urlando, ho svegliato tutto un quartiere e ho preso un caffè. Lungo e ho preso sto caffè. Allora l'ho finito o no? Perché io di notte lavoro e di giorno ho il diritto di dormire con tutte le persone, avete capito? Sperato le venisse un'embolia da solo, ho dovuto,